25 novembre. Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indetta dall'ONU nel 1999, si sono svolte nelle principali piazze italiane eventi di sensibilizzazione sui temi di femminicidio e violenza femminile. Secondo i dati Istat, ogni 2 giorni muore una donna per quello che viene considerato amore. Una strage silenziosa che sembra non volersi arrestare. Se a questi aggiungiamo i dati delle donne molestate, perseguitate, aggredite o sfregiate, i numeri schizzano alle stelle. In città oggi si è tenuto un flash mob per dire basta a tutto ciò. L'amministrazione patavina ha inoltre dedicato una serie di eventi, tra cui l'esposizione delle sedie occupate, dedicate a chi ha perso la vita in questo assurdo modo. In serata, inoltre, i palazzi si sono colorati di arancione, colore universale contro la violenza. Flash mob anche nella cittadina termale di Montegrotto. Anche qui l'amministrazione comunale ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Una cinquantina le persone scese in piazza che alla violenza hanno voluto contrapporre la musica e la danza anche sotto la pioggia. Sfishambar Channel News, Padova e Montegrotto Terme.